Il corpo è stato trovato alle 5:30 del mattino, impiccato nella sua cella, a poche ore dall'interrogatorio. Lui, che davanti ai giudici si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere, ha scelto l'ultimo silenzio. Emanuele Impellizzeri si è tolto la vita 22 giorni dopo averla strappata a Chiara Ugolini, un delitto che aveva sconvolto non solo Calmasino di Bardolino, luogo della tragedia, ma tutto il Veneto, colpito dall'ennesimo femminicidio in poche settimane. Il 38enne di origini catanesi era stato trasferito negli ultimi giorni al carcere di Montorio dopo essere stato in cella nella casa circondariale di Sollicciano nel Fiorentino. Perché in Toscana era finita la fuga il 6 settembre lungo l'autostrada del Sole, scappato in moto subito dopo aver ucciso la povera Chiara. L'assassino si era introdotto nell'abitazione della ragazza da una delle finestre di servizio della scala del condominio che dava accesso all'appartamento della 27enne. Colpita più volte da Impellizzeri, che nella sua furia aveva utilizzato anche uno straccio imbevuto di detersivo Stura Lavandini ficcato in bocca alla sua vittima. Movente? Non ancora chiaro, forse una vendetta abnorme nei confronti della ragazza che tempo addietro aveva difeso la compagna di Impellizzeri durante una furiosa lite tra i due. Dopo il brutale omicidio aveva confessato quanto fatto proprio alla compagna e poi la fuga. Da allora il silenzio, mentre a Fumane una comunità intera si era stretta attorno alla famiglia di Chiara nel giorno dello straziante addio alla 27enne. Ora l'ultimo tassello di una tragedia destinata a lasciare ferite ancora a lungo.